Eccomi qua, buongiorno e buon inizio di questo, spero, weekly vlog. È lunedì e sono appena stata in banca. E Silvestro, buongiorno, salutiamo tutti. Buongiorno. Ma che ruffiano, che ruffiano. Il tempo oggi... allora, come temperatura fa caldo perché la mia macchina segna 12 gradi, ce ne saranno 10, ecco. Stamattina quando siamo partite da casa, Leonessa, dopo ve la faccio vedere, siamo partite da casa, stava fioccando un attimino, però poi ha smesso e anzi prima era uscito anche il sole, adesso invece è di nuovo tutto nuvoloso. Ecco, allora questa è Agatha, qui c'è Leonessa, per chi è nuovo iscritto, Leonessa è la mamma del mio gatto di Pipo, quello è il gatto con gli stivali. Silvestro, no, niente, vanno via tutti, va bene. Oh, Celestino, buongiorno Celestino, noi abbiamo un saluto particolare. Celestino, vieni qua che facciamo questa cosa. Ecco, c'è anche Bianchetta. E lei è la mamma di Pepe, sempre per i nuovi iscritti, perché so che i vecchi lo sanno. Lei è la mamma di Pepe. Oh, Sprite! Sprite, ciao! Pinky! Pinky! Stordita. Vediamo quanti gatti ci sono. Pisi! Ciao! Buongiorno, Pisi. E poi abbiamo Wally. Buongiorno Wally, buongiorno Alfa, buongiorno Sky. Sky, vi ha già dato la pappa? Non ancora, va bene, vero Alfio? Sì, questo qua fa le fusa, basta dire Alfa, sì, lui fa le fusa. Il mio micio lui. Gastone, chi è che ha tirato fuori il centrino? Mamma mia. Silvano! Oh, Silvano, il naso rosa. Silvestro mangia i crocchi. Sprite, tu sei cicciosa. Lei è più grassa di Panna. Lei è una gattona enorme. Allora, come ogni lunedì io... Ma sta... Ah, sì, funziona. Come ogni lunedì, praticamente, cosa faccio? Pulisco casa. In genere lo faccio il lunedì e il sabato con l'aspirapolvere, ecco, lo spolverare e tutto. Faccio il lunedì e il sabato in genere, non so perché, ma il lunedì perché poi il martedì sono a casa e quindi non voglio avere niente da fare, e il sabato perché c'è la domenica anche, non lo so, il lunedì e il sabato. Vi è piaciuto il mio nuovo amico congelatore? È davvero, cioè, è comodo, è grande, è spazioso. Ho sistemato le cose tutte divise, ho fatto reparto verdura, reparto pesce, reparto carne, reparto patate, quelle cose lì già pronte. È una cosa, cioè, ci sta tantissima roba, sono sconvolta. Posso finalmente comprarmi il gelato e metterlo lì perché ho posto. Tappa Eurospin e ho mal di denti stranamente. Ho tutti i denti attaccati, guardate che roba, tutti attaccati all'apparecchio, miracolo, wow. Si vede il progresso. Buongiorno, guardate che capelli alla moda che ho. Ieri sono stata dal dentista. In sostanza, volete vedere il cambiamento da ieri ad oggi? Ho i denti dritti sotto, guardate, sono dritti. Cioè, wow, sono tutti in fila e sono tutti attaccati all'apparecchio adesso, anche i due che erano staccati, sono tutti... Ovviamente ha messo un filo più morbido perché erano ancora indietro i denti, quindi ne ha messo uno morbido, insomma, che si modellasse. Io devo ancora accendere il fuoco, sono le 8:05, ho mal di denti che vorrei mangiarmi una brioche.
Non credo di riuscirci perché ho veramente un mal di denti assurdo. E ovviamente c'è stato un grosso spostamento insomma, con questo cambio, e infatti ho male proprio a tutti i denti, anche laterali. Boh, mamma mia, passerà anche questa situazione, per fortuna so che tra qualche giorno starò meglio. E i gatti stanno aspettando da mangiare perché sono in ritardo a dare da mangiare, perché di solito mangiano alle 5 di mattina, e anzi un po' prima, e adesso invece devono ancora mangiare oggi, quindi poverini, ci hanno ragione che sono in ritardo. Mercoledì, allora, ci sono tutti gli uccellini. Cioè in realtà adesso non ce ne sono più. Prima era qui, mi sono fermata qui apposta perché era pieno di uccellini e non ce n'è più neanche uno. Erano tutti qua che mangiavano, non ce ne sono più. Io volevo farvi vedere i chip, ma no, sono andati tutti via, che tristezza. Vabbè, niente, vado perché sono in ritardo, ho aspettato non so quanto su in hotel. Vado. Fufi stava dormendo con Betty, che Betty è qua sotto che dorme nel cesto. Silvio! Silvano! Ciao Wally! Buongiorno piccolo Wally! Buongiorno! Buongiorno piccolo Wally! Ehi Dash! Dash! Silvano! Wally! Oh Pinky! Ciao Pinky! Sì meu! Ciao! Sky? Sky? Cosa c'è? Ciao Pinky! Buongiorno. Buongiorno Alfa. Buongiorno piccolo Alfa, hai mangiato? Sì. Guarda tutti i crocchi nella maglia. Alfio. Wally. Pinky. Pinky. Su. Dai. Su Pinky. Oh Silvano. Pisi. Buongiorno. Mio Alfia. Ma sta nevicando. Allora, fino a dopo lavoro sembrava uscisse il sole. Adesso sta nevicando tipo palline di polistirolo. Non so se avete presente. Cioè, sembrano veramente palline di polistirolo. Ecco. Ditemi se non sembrano palline. Poi vabbè, si sciolgono, però sono palline queste. Va bene. Guardate. Sono palline. Che devo spostare la cassetta della carta. Sono già passati a raccogliere oggi, stranamente, perché di solito passano tardi. No, la plastica la lasciano sempre indietro, la raccolgono più tardi. Oggi hanno già raccolto sia carta che plastica. Bene, chissà. Entriamo in casa, sono le 11:20 più o meno. Pepe, non è che posso chiudere la finestra, grazie, che c'è? Boh, ho preso paura da qualcosa. Pippo, non è più dietro la tenda. No, pensavo di trovarlo di nuovo là, invece no. Cioè, ancora lì, invece. Bene, sì, ho già fatto il letto. Sono avanti, la mattina ho aperto le finestre e ho fatto anche il letto prima di andare a lavorare. Che poi, ieri non vi ho più ripreso, però ieri pomeriggio ho preparato il tiramisù. Questa volta è venuto giusto. Ho usato il mascarpone del Lidl e la crema è venuta perfetta. Perché cos'era? Una settimana fa, 2 settimane fa, non mi ricordo, l'avevo fatto, ma era venuta la crema liquida. Eccolo! Solo che il cellophane ha fatto tutta l'acqua adesso. Sta cadendo tutto sopra il cacao. Con il mio tiramisù, che buono. Non vi ho raccontato, ma ieri finalmente è tornato Jimmy, il gatto, quello col pelo lungo, che veniva sempre con sotto a mangiare, ecco. Ieri sera è tornato perché non è castrato probabilmente, cioè anzi quasi sicuramente. Devo ancora capire se è di qualcuno sto gatto. Comunque dopo più di un mese è tornato. Per questa sera ho deciso di provare questa qui della Knorr, ma non so se sto mangiando, e solo che ho spanto tutto lì e qua adesso ne ho spanta ancora di questa minestra. Comunque ho messo un po' più liquido di quello che c'è scritto e ho aggiunto un po' di pastina. Ho messo circa 1 litro di acqua e un po' più di pastina perché altrimenti era veramente poca,
e cioè per loro queste sono 2 porzioni, non lo so, 3 porzioni addirittura, come fanno a essere 3 io non lo so. Vabbè, mi sa che siamo noi che mangiamo troppo. Comunque sta cuocendo, non manca tantissimo, no, non manca tanto, ancora un po', solo che mi si attacca sempre sul fondo. Buongiorno, volevo farvi vedere semplicemente il pelmo, che è troppo bello di questo colore la mattina. Poi rientro perché devo andare, siamo in ritardo come sempre. Qui c'è la luna, che però io non riesco a stare ferma perché non ho lo stabilizzatore. Perfetto. E guardate che wow che sta montagna, c'è il limite della neve lì, che ieri ha nevicato. Tra me e me stavo dicendo che oggi sarebbe una giornata perfetta per andare un po' a camminare, fare 2 passi, però in realtà io saprei dove andare, lassù. Però panna! Però ok, no, il termometro segna più di 20 gradi al sole. No, veramente il sole è bello caldo e sta arrivando la primavera, quindi non può durare per sempre questo freddo, Cioè, io spero non duri per sempre. Stamattina avevo già aperto le finestre, avevo già fatto il letto, mi sono tirata avanti stamattina. E iniziando così tardi, cioè alle 5:30, ho tempo di fare queste cose perché Franz va via prima di me. Vabbè, sistemo le cose che ho messo a asciugare e stendo la lavatrice che ho fatto stamattina. Oggi super produttiva, anche al lavoro, ho fatto un casino di cose, abbiamo fatto tante cose che erano da fare. E chiudo questa finestra perché fa corrente d'aria, ci sentiamo più tardi. Ops, era uscita dall'inquadratura. Mi sono preparata, vestita e tutto perché ho registrato un video wish. Un video wish. Il sole segna 31 gradi. Non è così caldo, però ho lavato anche la cuccia dei gatti. Questa qui. Perché Panna ci aveva vomitato sopra. E quindi ho dovuto lavarla. Era lì da un po' da lavare in realtà. E ho lavato anche la loro roba a parte, una lavatrice a parte. Che bello, Pipo! Mamma mia, come sei bello! Ehi, Panna? Panna? Andiamo via fregata, amore. Panna? E devo anche tirare sulla roba che ho steso, che è praticamente quasi asciutta, fortunatamente, e beh, altrimenti c'è il forno per asciugare. E niente, vi aspetto domani con l'ultima giornata del weekly. Spero di registrare, ma credo di sì. Spero sarà una giornata produttiva anche domani, anche se mi sa che hanno messo brutto tempo. Io col brutto tempo, lo sapete, vado in tilt completo, cioè il mio cervello non va. Io ho bisogno veramente del sole. E invece mi scrivete, ci sono persone tra di voi che odiano il sole, non gli piace il sole, piace la pioggia o la neve. Io no, non ce la posso fare. È venerdì, è l'1:30 e non ho neanche lavato i piatti, semplicemente ho fatto i mestieri di casa e adesso ho appena messo via il pane perché ne ho comprato un po' di più rispetto al solito. E basta, la roba che ho steso a mezzogiorno è quasi tutta asciutta, anzi le lenzuola le ho già piegate, le ho già messe via, pronte per lunedì, perché sapete che ormai il lunedì per me è il cambio lenzuola. E lì c'è una macchina. Oh, che strano vederla ferma così. Comunque, niente. Non mi ricordo cosa devo dire. Oggi anche c'è il sole, stranamente c'è il sole. Ieri anche è stata una bellissima giornata, lo sapete, forse, non mi ricordo, sì.
e comunque anche oggi c'è il sole, sembrava non uscisse. E invece è un po' velato il cielo, però c'è sole, c'è vento e insomma si sta anche bene di fuori, sembra quasi primavera. E ieri ho accettato la collaborazione con Wish, mi hanno chiesto di collaborare ed è stranissimo per me perché veramente sono anni, dal 2015 se non sbaglio, che compro da Wish, è passato diverso tempo e ieri mi è arrivata la richiesta di collaborazione, mi hanno dato un budget, ho un codice sconto del 10%, lo so che non è tanto, però con Wish, insomma, se prendete una cosa a €1 avete lo sconto del 10%, insomma, pagate comunque meno di €1. Ho un codice sconto da darvi, ve lo lascio anche scritto, è Marina10 e si può usare una sola volta ed è valido un mese, quindi niente. Se vi fa piacere, se volete comprare una cosa anche €1, avete il 10% di sconto e sempre qualcosa in meno. Non so se a voi fa piacere, comunque c'è. Lo lascio scritto anche sotto nell'info box, quindi non ho nient'altro da aggiungere. Vado a finire di fare le mie robe, poi edito questo video, lo metto a caricare e vado a computer a fare il resto e ci vediamo lunedì, sì, lunedì, con un nuovo video. Ciao!